amministrazione abbiamo fatto vergognare un po' tutta l'Italia per quello che è successo con i rifiuti e quindi è scattata l'esigenza, l'impellenza di fare politica e di provare a fare buona amministrazione. Io so che adesso ho una responsabilità in più nei confronti della mia città, di ciascuno di voi, perché tutti noi ci vergogniamo se il sindaco di Palermo manda i comunali a pulire la Batica. Ma non è che pensiamo, vabbè, un meridionale è uno dei nostri, assolutamente no. E quindi quando a Napoli
vede champagne. Eppure la distribuzione delle risorse viene effettuata, è stata effettuata al mondo in base a un sondaggio Istat che conteneva domande tipo bevete champagne. Più le persone di quel posto dichiaravano di bere champagne, più arrivavano risorse della distribuzione dell'IVA, che è la consumo. Per quanto dovrebbe essere di tutta evidenza che se l'IVA serve per pagare le spese sanitarie, vanno assegnate in proporzione ai giorni sanitari, o se serve per le scuole vanno assegnate in proporzione agli studenti che ci sono. Le tasse quindi le pagano i ricchi del mezzogiorno che ci sono, no? Pensate a professori universitari, professionisti che pagano le tasse. Con il loro contributo contribuiscono naturalmente a far costruire un asilo a Treviso come Calabria. Così funziona. Il fatto che ci siano più ricchi nelle aree più ricche del paese è un'ovvietà che non implica che una parte del paese aiuta un'altra parte del paese, ma sono i ricchi che si trovano soprattutto in alcune zone del paese, ma si trovano un po' dovunque, che aiutano i minori. Uscire da questa cosa che sono i territori proprietari delle tasse già aiuterebbe a capire che non c'è un nord che aiuta il sud, ma c'è un sud dove per una serie di ragioni sono poche le persone che hanno un lavoro e quindi poche le persone che hanno la possibilità di contribuire alla tassa comune. E questo, uscire da questo incubo, diciamo, dei soldi del territorio, significherebbe togliere questa barriera per cui, per ragioni veramente statistiche, perché poi tecnicamente le tasse sono tutte pagate a Roma, perché lì c'è il soggetto che le raccoglie. Uscire da questo incubo nel quale loro dicono, vedete, a Milano vanno fatte anche nel servizio superiore. Questi cittadini del nord pagano tanto di tasse e ricevono così poco di servizi. Dite, devono ricevere servizi proporzionati ai soldi che pagano, e qui vorrebbe a dire che altre zone d'Italia devono ricevere meno servizi, è evidente, cioè servizi proporzionati alle poche tasse che riescono a pagare per il lavoro. Ma non hanno il coraggio di tirare la conseguenza, cioè diciamo che un bambino del sud non deve andare a scuola o deve avere solo 3 anni di scuola garantita dallo Stato, se va in ospedale può avere soltanto un'assistenza minima e così via. Abbiamo il coraggio di scriverlo, non ce l'hanno. Dicono che i diritti sono uguali per tutti, ma poi nella distribuzione delle risorse mettono una parte d'Italia nelle condizioni di non poter fornire quei servizi, perché non assegnano più le risorse sufficienti. È chiaro che loro dicono voi avete gli sprechi, e per questo prima ho accennato la buona amministrazione. Noi dobbiamo dimostrare a Napoli e a dovunque di non sprecare neanche un centesimo di soldi pubblici. Questo è chiaro. Ma così come hanno scritto le regole sul federalismo, è matematico che anche un mezzogiorno che non sprecasse un centesimo non avrebbe le risorse sufficienti per pagare i servizi minimi essenziali. Come hanno fatto? Hanno fatto così. Il grosso della spesa sociale è per la sanità. Per la sanità si prende come valore medio pro capite il valore medio pro capite di 3 regioni, che probabilmente saranno la Lombardia, la Toscana e la Basilicata. Quale che sia questo valore, lo si utilizza regione per regione, considerando il fattore anzianità della popolazione. È dimostrabile ed certissimo che un anziano ha bisogno di più assistenza. È dimostrabile e certissimo che un povero ha bisogno di più assistenza, perché il povero non va dal dentista privato, perché il povero quando si ammala può andare soltanto dal servizio pubblico, perché il povero non fa prevenzione, e quindi è dimostrato che le persone con un reddito molto basso sono costrette ad andare più spesso, a ricorrere più spesso all'assistenza. Questi 2 dati, anzianità e povertà, sono entrambi dimostrati, ma hanno deciso che l'anzianità è un fattore da considerare. La povertà no. Guarda caso, ci sono più anziani nelle regioni del nord rispetto alla media che più poveri nelle regioni del sud. Per cui le regioni del sud prendono meno soldi perché ci sono meno anziani, e cioè giusto, e non prendono
occupa dell'intera politica industriale. Se gli diamo in mano il pallino delle riforme, abbiamo già perso. Perché come fai a dire decide un partito territoriale le regole del gioco per tutti quanti? Che regole producete? E quindi, anche se io sono e mi sento italiano, anche se sono orgoglioso di girare con una macchina a Milano a Napoli, così come ero orgoglioso di girare con una Skoda da Napoli a Milano, penso, e l'ho detto e avevo, che c'è il rischio che si vada a una separazione che vorrei dire consensuale. Perché c'è questo rischio? Perché se continua una parte d'Italia a fare delle cose che non hanno neanche minimamente l'idea dell'interesse politico, sarà un'altra parte d'Italia che dirà: allora io che ci sto a fare a questo fatto? Attenzione, un conto è dire hai maggiori difficoltà di recuperare, eccetera. Un conto è dire ti do un meno. Un conto è dire hai sprecato i fondi europei. Un altro conto è dire mi tengo in cassa a Roma i tuoi fondi europei. Un conto è dire hai speso male i fondi FAS. Un altro è dire spendo al nord i fondi FAS, cioè quelli destinati per il mezzogiorno. Che vantaggio ho più io dell'unità? Mi conviene più essere unito in Europa, diciamo, come la Slovacchia o gli altri stati di minori dimensioni, anche il mezzogiorno d'Italia sarebbe comunque uno stato di media grandezza. Non ho più convenienza a stare insieme. Quando in una legge dello Stato si scrive che per le borse di studio conta la residenza, non stiamo parlando delle case popolari da assegnare, che è sempre brutto dire vanno assegnate prima ai bolognesi, no? Cioè, perché in fondo è brutto, ma se è assistenza. Qui stiamo parlando dell'intelligenza. Una università intelligente cosa fa? Cerca i professori migliori e gli studenti migliori del mondo, perché diventano, cioè già il termine università, come fai a vivere il confine? O pensiamo che a Cambridge è diventata Cambridge perché prendevano i ragazzi della Contea di Cambridge, no? Quando diciamo che le università, e Calderoli lo sottolinea, è giusto così, perché i soldi dei nonni, i bisnonni devono andare sul territorio, un'università fa un bando per dire diamo una borsa di studio, e poi nella classifica arriva prima un calabrese e dice no, un momento, qui siamo a Brescia, passa quello di Brescia. Certamente il ragazzo calabrese ne subisce un danno, ma che vantaggio c'ha il territorio di Brescia a perdere una potenziale intelligenza? E quindi quando viene approvata una legge simile, è stata approvata esattamente un anno fa, la riforma Gelmini, quando il Presidente della Repubblica dice la firmo, ma per cortesia mi cambiate questo punto che è vinciante, e non viene cambiato, ma che vantaggio abbiamo a stare insieme a persone così miopi, così stupide, così grette, da non capire che un meridionale che vuole andare all'Università del Nord sta facendo intanto il vantaggio dell'Università del Nord se è un meridionale intelligente. Magari dobbiamo porci meridionali del Sud il problema di perché non va a Lecce, non resta in Calabria, no? Non dovrebbe porselo il problema dell'Università del Nord che dice no, non te la do la borsa di studio perché la tua residenza è un'altra. Però
lo stesso